Ciao, eccoci qui per un trucco occhi e anche viso perché andrò a provare per la prima volta la palette viso di Melissa Tanni. Questa me la sono composta io perché praticamente c'è la possibilità di avere la palette, vedete dietro ci sono i buchini per togliere le cialde e aggiungere le cialde che si vogliono. Io ho preso una terra per fare contouring, un blush e una cipria illuminante. Allora, questa cipria illuminante è stata creata non da mettere tutto su tutto il viso, ma da mettere sotto gli occhi, sopra il naso, arco di cupido, qui, per scolpire il contouring se si è scesi un po' troppo o si è saliti un po' troppo. Questa sarebbe la base del perché è stata creata questa cipria. Volevo farvi vedere da vicino il blush, questo qui centrale. Adesso è un rosa antico, però ha delle pagliuzze dorate, per cui non lo so se riesco a farvele percepire, anche per il fatto che personalmente pensavo che fosse completamente opaco, invece alla luce come che c'ho qui dentro può sembrare anche un opaco, perché vedo che le pagliuzze si vedono bene, però alla luce del sole come cialdina le pagliuzze dorate si vedono parecchio. Per quanto riguarda i nomi delle tre cialdine che ho preso io, ve le scrivo qui da qualche parte perché devo o ricercare l'ordine, che forse ci riprovo, vediamo se ce l'ho qui a portata di mano, l'ordine di... Allora, eccolo qui l'ordine, così se riesco vi recupero anche i nomi di quello che ho preso. Allora, Sunlight dovrebbe essere la terra, Sky il blush e Pomi la cipria, o è il contrario, Pomi la cipria, Pomi la terra e Sunlight l'illuminante, dovrebbe essere così. Comunque, per sicurezza, quando edito il video vi recupero tutto e ve lo scrivo da qualche parte, così evito vi ho dato un principio di idea dei nomi di quello che ho preso, però il blush me lo ricordo che è Sky, però non mi ricordo più la differenza tra queste due. Ok, e poi un'altra cosa che personalmente andrò a provare per la prima volta sono i glitter di Mulac messi sugli occhi, naturalmente con sotto fatto un trucco con la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills. Ok, partiamo. Allora, vi dico quello che mi sono già messa. Ho messo le creme, sto utilizzando queste qui di Ole Rix e contorno occhi e crema viso. Adesso queste creme le considero un po' creme classiche, nel senso che mi sono accorta che se queste creme rispetto ad altre creme me le metto un giorno sì, un giorno no, non vedo subito risultati. Queste creme sono delle creme che vanno messe giorno per giorno e poi si vedono dei risultati. E non è come di solito sono abituata io, nel senso che se vi faccio l'esempio delle creme di Givenchy, che ho preso quelle alla profumazione di ciliegia, sia il contorno occhi che il siero che la crema viso, che li ho finiti, quelli erano delle creme, oppure anche l'esempio dell'Overnight, il siero di Estée Lauder, sono delle creme che se io una sera o un giorno non mi metto niente, ma il giorno dopo me li metto, vedo subito i risultati di aver messo queste creme che mi rimpolpano, cercano di attenuarmi i segni delle rughe. Mentre queste qui, se io salto un giorno
e il giorno dopo me la metto, è come non mettessi niente. Devo metterla 2 o 3 giorni di seguito per vedere qualche risultato di idratazione, di impolpamento. Questo è un ni come crema per quello che sono abituata a fare io. Poi come fondotinta ho utilizzato Diego Dalla Palma, sia fondotinta che correttore, il fondotinta nella colorazione 222, mentre il correttore 121. Primer occhi Douglas, sopracciglia mascara della Dior nella colorazione 03. Adesso io inizio a fare anche la parte del viso che non ho fatto, perché qui c'ho anche la cipria di Natasha di Charlotte Tilbury per fare quello che non faccio con questa. Allora, per quanto riguarda la cipria, partiamo con la cipria oppure no? Partiamo con il contouring. Allora, perché ho fretta di mettere il prodotto sotto qui perché non si formino troppo le rughettine. Allora, partiamo con la terra. Prendo il mio pennellino che uso per questo tipo di prodotto, prendo il prodotto e inizio a fare quello che faccio di solito. Io parto così più o meno dall'esterno o dall'interno, picchietto il prodotto e poi lo stendo. Ne metto un po' anche da questa parte del viso, perché adesso sto facendo metà viso. E questa è la parte, poi da pennello scarico mi passo sul naso e da questa parte. Vedete l'effetto di questa terra che si può notare. Non ho dovuto prendere né troppo né poco prodotto, per cui giusta la quantità che ho preso. Prendo un altro po' di prodotto e faccio questa parte qui del viso. Vedete che la devo un attimino sfumare per il discorso qui della fronte alta. Io praticamente ho preso la colorazione più chiara e più fredda, perché le colorazioni calde non mi piacciono, per cui questa qui era l'unica colorazione fredda e chiara. E vedete l'effetto che sto ottenendo su mezzo viso fatto e mezzo viso non fatto. Passo al blush, cambio pennello, allora prendo anche qui un po' di prodotto, questa volta sbatto l'eccesso e metto anche un po' di blush. Sempre io parto così, giusto per essere più tranquilla su come riuscire a sfumare il prodotto, e vedete che questo qui è un blush tranquillo. Ho scelto questa colorazione perché di solito mi piacciono i rosa come blush, però non ho visto in questa collezione un rosa che mi piacesse. La colorazione rosa che c'è presente in questa linea secondo me è più un fucsia, è molto presente come blush, e ho deciso di rinunciare perché non mi piaceva la colorazione troppo accesa, per cui ho preferito tenere questa colorazione neutra. Vedete che si fonde perfettamente con la terra che ho utilizzato prima e quasi quasi sembra tutto un colore. Per finire, finalmente arriviamo al momento della cipria. Prendo la cipria e me la passo qui su tutto l'occhio, sia sopra che sotto. Volendo, come vi dicevo, questa cipria si può utilizzarla per scolpire la parte qui sotto se si è esagerato con il contouring, se è troppo scesi o cosa, e io faccio questa parte. Vedete che rimette un po' in ordine il tutto. Ok, adesso fuori videocamera faccio anche l'altra guancia, ma giusto per farvi capire la differenza. Adesso, per dare un po' di luminosità, uso questo illuminante di Benefit, il Dandelion Tweed,
E questa volta prendo questo prodotto, qui ci posso andare giù anche pesante sul pennello perché è un prodotto tranquillo, e mi metto un po' di illuminante su questa zona. Avvicinata per la parte occhi, come vi dicevo, utilizzo la Soft Glam di Anastasia Beverly Hills, che è da un pezzo che non utilizzo. Inizio con questo colore, che è il colore più chiaro, e inizio a metterlo nell'arcata sopraccigliare. Vedete che metto il pennellino in questo modo, giusto per fare questa parte. Come vedete il prodotto è molto pigmentato, perché vedete quello che ho preso proprio si nota che sta illuminando questa parte dell'occhio. Per quanto riguarda la piega qui più ampia, prendo questo colore così chiaro e faccio un discorso qui di una piega più ampia. Vedete che è un colore per il mio incarnato molto adatto, perché è abbastanza chiaretto ma allo stesso tempo si nota. Parto a fare la piega qui di precisione qui e prendo questo colore, cambio pennellino, prendo questo super piccolino e faccio proprio qui la piega, che ultimamente mi sono accorta che vedete che inscurendo questa parte come cambia l'occhio. Parte luminosa, parto con questo colore più chiaro, vedete come si prendono facilmente sul pennellino queste colorazioni. Diciamo che questa Soft Glam come palette è una icona di questo marchio. Vedete, 2 strati è già fatto il trucco. Con le dita prendo questa colorazione, è molto vellutata, setosa sotto le dita. Questa sarebbe la colorazione e la appoggio qui verso il centro esterno. Con il pennellino tolgo l'effetto riga, così vedete che è più sfumato rispetto a di qua. Parte esterna ci vado di questo marroncino tipo terra. Vedete che il primo strato è molto leggero come colore. Per quanto riguarda qui la parte sotto, utilizzo invece questa colorazione. Ho sempre in uso il mio pennellino super piccolo, sbatto un po' l'eccesso. Vedete che riesco proprio ad accompagnare bene il colore con questo tipo di pennellino. Poi qui mi abbasso un po' giusto per creare un po' di sfumatura tra tutti i colori. No, mi sembra che si noti, vedete qui ho fatto un po' di fallout, per cui lo tiro via con il pennello, e giusto per farvi vedere che anche se la palette è vecchiotta, perché quella che ho io l'ho presa ancora appena uscita, vedete che le polveri stanno lavorando ancora bene, sia come sono riuscita a stendere i colori, sia nella parte qui del fallout che sono riuscita tranquillamente a toglierlo. Per quanto riguarda qui la parte questa per illuminare, riprendo il primo colore, questo qui chiaro, solamente che lo prendo con questo tipo di pennellino e faccio l'angolino qui. Praticamente sopra e sotto c'è lo stesso colore. Adesso, prima di mettere i glitter, volevo fare il contorno con la matita, per il discorso che mettendo i glitter
e poi la matita, passando con la matita sopra il glitter, di solito i glitter cadono, per cui volevo provare a evitare questo discorso e passo direttamente alla matita. Ci rivado con Diego della Palma, quello della la matita della collezione primaverile Spring Blossom, se non ricordo male. Vediamo qui se c'è scritto il numero, c'è anche scritto il numero 61, cerco di farvelo leggere, vedete qui, e ci andiamo con questo tipo di matita. Vedete che sta un po' facendo fatica a scrivere. Adesso non so se sia un discorso che si deve un attimino, vedete che adesso invece ha scritto di più, che si deve un attimino scaldare la mina. E anche ho sentito dire che di solito queste matite, quando si riutilizzano, andrebbero temperate per il discorso di togliere il primo strato che si è un po' indurito. Diciamo che io lo sto utilizzando, però i Cupi Arrows di Nabla restano sempre i miei preferiti. Allora, da fuori videocamera sono riuscita a fare un po' di strato, ripassando e ripassandoci sopra, e vedete un po' il risultato tra un occhio fatto e un occhio no. Il risultato che mi vedete che sono riuscita ad ottenere con questa matita non è stato facile, ho fatto vari strati, pensando alle matite di Clio Makeup, alle matite in avo, sempre sono più morbide di queste. Ci ho un attimino pensato e penso di utilizzare questa colorazione qui, che mi sembra che, aspettate se riesco a fare tutta un'inquadratura, questa qui si abbini abbastanza bene a com'è il look. Comunque vedete che gli ombretti hanno lavorato davvero bene. Proviamo a mettere i glitter. Allora li prendo con le dita, li sento, ma che è? Sono come non sono cremosi, sono come duri. Mi sto letteralmente scaltraventando il dito, ma non si prendono. Cioè, sinceramente, non sto capendo questi glitter. Non funzionano, praticamente sono i peggio dei peggio. Allora adesso non so se riesco a farvi vedere, ma vedete sulle mani si sono un po' appiccicati questi glitter, però le cialdine, e sì, io le ho tenute chiuse, non è che le abbia aperte, vedete che sto passando con il dito e no, ero così orgogliosa di questi glitter e me li sto trovando come una cialda secca che non si riesce più, che allo stesso tempo i glitter si sono induriti e sono diventati tutta una... Perché vedete cosa sto prendendo sulle dita? Cioè io adesso non credo che questa parte di glitter potrebbe andare a finire sugli occhi, perché nemmeno si appiccicano. Proviamo con la base. Allora, la base la sento ancora cremosa. Proviamo a cambiare colore, giusto per curiosità. Ecco, questi qui invece vedete che si sono appiccicati. Cioè è proprio questa cialdina che è andata alla ciao ciao. Comunque, visto che ho in mano questa palette, questi glitter invece li vedo. Aspettate che mi prendo uno specchio e vediamo cosa succede invece con questi glitter. Voi li vedete? Cioè un po' si notano, no? Sinceramente non mi piacciono. Qui mi sa che veramente ho preso un prodotto che proprio
non ci sta, provo anche con l'altra, provo eventualmente i grigi. Allora intanto si appiccicano, però no, non mi piace, non mi piace, non è quello che avevo in mente io. Praticamente sono tipo i glitter di Astra o di Cosmai 5 che non danno nessun senso logico. Ho ripreso in mano i glitter di Nabla, questi qui della Ruby Lights, e volevo utilizzare questo violetta qui, spero che sia perfettamente inquadrato, cioè vedete qui la differenza, non mi sto scatravetrando il dito, sto leggera e i glitter si sono appiccicati, per cui e anche queste palette di Nabla non è che le abbia prese ieri, per cui veramente delusa dai glitter di Mulak. Mi aspettavo veramente tutto un altro discorso, cioè vedete Nabla che effetto che fa? È veramente tutto un altro discorso. Vedete, cioè ve ne accorgete anche voi che è tutto un altro risultato. E dopo questo intoppo con i glitter, ve lo ripeto, sono veramente delusa di glitter di Mulak, perché mi aspettavo veramente qualcosa di meglio. Quando li ho presi ero tutta soddisfatta, perché ho pensato tra quelle di Nabla, quelle di Mulak, perché già avevo quelli di Astra e di Cosmai 5 e di Makeup Delight, ma non mi piacciono molto, mentre ci avevo proprio investito soddisfazione in questi glitter di Mulak, ma non mi aspettavo una delusione così, perché non è il discorso, cioè sono proprio formulati male, perché anche questi di Nabla sono decenni che ho le palette eppure funzionano, mentre quelli di Mulak sono un paio di mesi che li ho presi e questo sarebbe il risultato che, come vi ho fatto vedere, non scrivono. Comunque passiamo al mascara Diego Dalla Palma, il mascara blu, azzurro blu, della collezione primaverile. Questo sarebbe lo scovolino. Come vedete riesco a separare bene le ciglia. Ho deciso di mettere il mascara blu perché questo look in teoria ve lo faccio vedere in una stagione primaverile estiva, per cui ci può stare un mascara di questo colore. Lentamente faccio anche le ciglia inferiori. Vedete che il risultato non è niente male. Ok, se fosse dicembre non so se mi metterei il mascara blu, però altri periodi dell'anno ci sta secondo me. Ed eccomi qui con gli occhi realizzati. Vi devo dire che i glitter di Nabla danno una luce in più, a parte che gli ombretti sotto non erano niente male. Comunque il risultato a me piace. Passiamo alle labbra, combo labbra Kylie Jenner. Allora, utilizzo un rossetto rosso dei Velvet. Adesso qui dirvi la colorazione, se non so nemmeno la scatola, perché no, è scritto veramente troppo piccolo, non ce la faccio a recuperare la colorazione, ma comunque se vi può essere d'aiuto come indicazioni sono i rossetti Velvet, per cui non sono quelli completamente opachi, questi rimangono un po' lucidi, è l'unica colorazione rossa presente in questo texture di rossetti. Questo tipo di kit l'ho trovato da Douglas, che sia sul sito che in certi negozi hanno il banchetto di Kylie Jenner. Passiamo anche al rossetto rosso che c'ha lo scovolino fatto così, però vedete che c'è anche il serbatoio al centro, giusto per con una presa di prodotto dovrebbe bastare per tutte le labbra. Ok, questo sarebbe il risultato di questo look. Ho esagerato un po' il rossetto perché qui c'avevo anche la combo
di Chiara Ferragni, un rossetto in stick nude che è dell'ultima collezione di Chiara Ferragni, più la matita di Nabla delle Velvetyne, che non so che numero sia, no, non c'è scritto, matita labbra, boh, no, non lo so indicarvi il nome, comunque il numero, diciamo, comunque questa matita si abbina perfettamente a questo rossetto di Chiara Ferragni. Ho evitato di prendere la sua matita perché, visto che ce l'ho, preferisco finire quelle che ce l'ho. Comunque ho deciso di esagerare con colore rosso. Questi rossetti velvet rimangono leggermente lucidini con il passare del tempo, anche dopo mezz'oretta, io già comincio a sentirlo, mi sembra, diventano un effetto vellutato sulle labbra, per cui mi piace molto l'effetto, non le sento tirare, seccare come quando ho a che fare con rossetti opachi liquidi, per cui è tutto un altro discorso della sensazione che mi sento sulle labbra di questi velvet. Ok, questo sarebbe il look di oggi in cui abbiamo provato la palette di Melissa Tani, scoperto che i glitter di Mulak non servono a niente. E ok, vi saluto e ci vediamo in un prossimo video, ciao!